È iniziato da piccolo, forse il primo in Sardegna, allora in quegli anni. Lui è andato a cercare un qualcosa che gli altri non avevano. Mio padre è sempre stata una persona molto umile, nonostante abbia tuttora delle capacità innate, perché diciamo che l'esperienza lui se l'è fatta sul proprio sangue, sul proprio sudore, sulla propria schiena. Ho vissuto bene da bambino. E già da allora il babbo aveva con zio Ottavio, aveva un'officina proprio di fronte al mare, qui a Sant'Antioco. E quindi il mare io lo vedevo sempre. A 20 anni ho aperto l'officina. Si è appassionato piano piano, poi è riuscito a unire la passione per i motori con un lavoro, a farne un lavoro. Quindi diciamo che iniziando così in maniera proprio prematura ha portato delle realtà che non esistevano. Quando io da piccolo incominciavo a frequentare l'officina, quindi da molto piccolo, i clienti che arrivavano da tutta la Sardegna e non solo, vedevano mio padre, lo chiamavano dottore per la sua bravura nella riparazione dei motori e nella diagnosi soprattutto. Mio padre veniva chiamato dagli ingegneri della Fiat per far sì che lui trovasse soluzioni per problemi a livello motoristico. Quindi cioè stiamo parlando di una persona che veniva chiamato dall'azienda madre che rappresentava per risolvere dei problemi strutturali, per risolvere dei problemi concettuali a livello ingegneristico. Proprio stiamo parlando di una persona che veramente è andata oltre. Sono nato con Fiat, babbo aveva Fiat. 5 anni fa me l'ha portata via. Rappresentare un brand così importante eri veramente obbligato a fare dei budget, a vendere solo quel tipo di motore, a vendere solo quel tipo di ricambio. Però sai, il mercato è libero, quindi io, Ovidio, Carlo, gli abbiamo fatto capire che forse era il momento giusto per incominciare a guardare altri orizzonti. Oggigiorno ci si è aperto un mondo, nel senso che rappresentiamo più tipi di motore senza avere i vincoli di budget, di raggiungimento budget, obiettivi. Per noi non è stato, ma anche lui poi alla fine gli hanno fatto la corte per ritornare, ma noi lì avevamo già preso la nostra decisione. Non siamo più concessionari di Iveco, ma Sono concessionario a Maruncio. Have you ever met Miss Lindy? She's a gal with the bright red hair. Now she's a little girl, she's so fine. Well, Miss Lindy. A un certo punto nel silenzio della processione questa macchina sono fuori Ma non invecchia, guarda, è sempre uguale. Mio padre è un saggio di altri tempi. Non smetto ancora oggi di sentirlo parlare, cioè non mi stanco di sentirlo parlare. È una fonte inesauribile veramente di esperienza ed è bellissimo poter affiancarlo per capire, per chiedere, e a lui fa molto piacere. E oggi che siamo un'azienda che esiste da 60 anni, c'è ancora mio padre in azienda, ho 81 anni ma ogni mattina è qui presente, è una persona di un carisma fuori dalla norma. Well, I love that little girl, she's so fine. Ha sempre fatto un qualcosa di molto bello, ecco, sempre diverso dagli altri, diverso da chi ci circondava. Diciamo è ancora il nostro pilastro, quindi lui continua a indicarci la strada dove camminare. Lui ci ha insegnato il rispetto verso i collaboratori fondamentale. Mi ha sempre detto: prima di tutto ci sono loro negli stipendi e poi pensate a voi, sempre. Nel cassetto abbiamo diversi sogni che abbiamo già comunque iniziato a mettere in campo
e quindi io vedo un bello sviluppo. Se continua così, un bello sviluppo. Diciamo che ogni 2 anni nasce qualcosa e quindi diciamo che il prossimo anno, se Dio vorrà, nascerà qualcosa. L'eredità più importante probabilmente è una di quelle caratteristiche, di quelle peculiarità che ha mio padre che ti ho raccontato prima, quindi l'umiltà, la professionalità e la correttezza. Oggi abbiamo una marina che ospita tantissime imbarcazioni ogni anno, un punto vendita alle porte di Sant'Antioco dove tutto è iniziato. Diciamo che questo rappresenta un riferimento per chi ama proprio il mare. Abbiamo un cantiere navale che da anni supporta tantissimi diportisti nella gestione delle loro imbarcazioni, offrendo anche servizi di rimessaggio. Babbo ci ha insegnato proprio ad accogliere i nostri clienti come se fossero a casa loro e così vogliamo continuare a fare. Abbiamo anche tantissimi collaboratori che lavorano con noi con tanta dedizione e credono proprio in questa azienda. Il nostro sogno e al tempo stesso la nostra responsabilità sarà quella proprio di portare avanti ciò che è stato costruito con la stessa passione e lo stesso impegno.